Un'eccezionale ondata di caldo afoso continua ad assediare il Veneto, tanto che l'intero sistema territoriale e ospedaliero regionale è stato attivato per fronteggiare l'assistenza alle persone che dovessero accusare malori o aggravamenti di patologie pregresse. Ma le conseguenze sulle persone non sono le sole. Proprio in queste ore, ad esempio, il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha annunciato la disponibilità del governo a rispondere a quelle regioni, tra cui la nostra, che si apprestano a chiedere lo stato di calamità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di questa estate. Le temperature di questi giorni sono più alte rispetto alle medie stagionali? Sono molto più alte rispetto alla norma di questo periodo, tendenzialmente siamo 4-5 gradi per quanto riguarda i valori notturni e 6-7 gradi per quanto riguarda i valori diurni. Non in tutte le zone, ma in certe zone sicuramente verrà battuto qualche record. Quanto ci manca per arrivare al record? Pochi decimi di grado. La temperatura record che noi abbiamo rilevato nella provincia di Padova è stata rilevata appunto a Galzignano Terme ed è di 40,3 verificatasi nel 2012. E ieri, cioè lunedì, siamo arrivati a quasi un grado sotto, quindi probabilmente oggi o domani supereremo questa temperatura. Per quello che riguarda invece il resto del Veneto, dov'è che si sta peggio? Tendenzialmente le zone più disagevoli sono la zona di pianura tra Padova, Rovigo e Verona, cioè quelle che sono più distanti sia dalle brezze di mare, che hanno un po' di effetto mitigatrice, sia dalle brezze di montagna, che anche queste mitigano un po'. Proprio a Rovigo l'ARPAV registra oggi una massima di 37 gradi, con qualche grado in meno. Questa è comunque la situazione dell'intera regione e bisogna anche considerare come la percezione delle temperature sia spesso notevolmente innalzata dall'umidità. Purtroppo la morsa di caldo non accennerà a diminuire se non nel fine settimana, ma all'orizzonte potrebbe esserci un altro pericolo. Quando siamo in una situazione estrema, come lo è in questo caso, la natura poi tende a riportare una situazione di equilibrio e evidentemente anche i fenomeni che lo riportano, che tendono a portare l'equilibrio saranno estremi. Quindi è ragionevole aspettarsi rovesci, forti temporali, grandinate e raffiche di vento.